350 telecamere per 42 nuovi sistemi di videosorveglianza su strade regionali, comunali e provinciali e 16 tre caselli e lungo le autostrade a garantire una copertura di controllo di circa 2000 km del territorio del Veneto. E quanto prevede il protocollo di sicurezza firmato a Venezia dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con il presidente della regione Luca Zaia, il prefetto lagunare Darco Pellos, il direttore generale di Veneto Strade Giuseppe Franco e il presidente di CAV Monica Manto. 3 milioni finanziati dal ministero, denaro proveniente dai fondi ricavati dalla confisca dei beni di mafia, ma l'attenzione è stata focalizzata sulla data delle prossime elezioni regionali. Piantedosi ha sottolineato che l'ente locale ha facoltà di decidere in autonomia. Tutte le regioni piene autonomia, noi abbiamo sottolineato semplicemente, poi il Presidente ha specificato che nella normativa regionale, quindi frutto di quell'autonomia, è prevista la finestra primaverile come ha precisato il Presidente, adesso si dovrà vedere, e ci sono degli approfondimenti che in autonomia la Regione sta facendo di allineamento con la legislazione nazionale per vedere se è confermata questa ipotesi per cui prevale la norma regionale e quindi la possibilità di effettuare le elezioni nella prossima primavera. Direi che primavera sarebbe migliore semplicemente per un fatto, perché si andrebbe a spendere molti milioni di meno, visto considerato che tutti gli altri enti eletti assieme a questa regione, faccio l'esempio del Comune di Venezia, vanno al voto esattamente a maggio 2026, esattamente ovviamente molti mesi dopo la Regione Veneto. Sappiamo già gli sgoccioli con i tempi? No. Che gap ancora c'è? Ma no, ma c'è assolutamente, noi abbiamo, penso che fino a 3 mesi prima possiamo assolutamente muoverci. Considerate che il termine ultimo nostro, se vediamo la convocazione autunnale, è se non ricordo male, il 25 o il 23 di novembre. Quanto ai centri per migranti in Albania, utilizzati come CPR, strutture come quelli dell'Albania sono stati certificati negli ultimi documenti europei, si parlano di soluzioni innovative, di hub regionali dedicate ai rimpatri, quindi l'Italia l'ha fatto per primo, adesso l'Europa certifica nei documenti ufficiali programmatici del futuro ipotesi come queste, quindi non possiamo che esprimere soddisfazione su questo. No? Quando saranno attivati, quando diventeranno funzionali? Quali dice? Quelli in Albania, visto che insomma ci sono i giudici come che... dicevamo, è già funzionale, adesso c'è stata questa vicenda tutta italiana di dubbi giurisdizionali che noi riteniamo che verrà composta adesso prossimamente col pronunciamento della Corte di Giustizia europea, ma nella consapevolezza, come c'è traccia già in questi pronunciamenti che abbiamo avuto, che non oltre la metà del prossimo anno dovrà entrare in funzione perché sarà corrispondente a regole europee, anzi le dirò di più, noi abbiamo un obbligo, un paese come l'Italia secondo la nuova regolamentazione europea dovrà farsi trovare pronta a giugno del 2026 con circa 8.000 posti a disposizione come paese di prima frontiera per trattare le procedure accelerate di frontiera, quindi dal punto di vista della complessiva funzionalità i tempi saranno dettati, io credo già nei prossimi mesi, quando risolveremo a livello giudiziario la vicenda tutta italiana, ma come si è detto, insomma, per le parti che prevedono altro tipo di funzione potranno essere attivati anche prima.